Siamo con Angelo Cinque dell'Associazione Culturale Concordia, una serie di iniziative, uno spettacolo che andrà in onda sulla nostra emittente, su TVA, a cura di attori agrigentini. Dopo l'esperienza sulla giornata della donna, oggi è il Natale. Cosa ci proponete e come mai questa iniziativa? Allora, l'iniziativa, dopo aver fatto quella del 25 novembre, abbiamo pensato di fare anche quella del 25 dicembre, ricorrenza del Natale, per cui mi sembra logico dedicare qualche cosa anche al Natale. Devo dire innanzitutto grazie a TVA per la collaborazione, la disponibilità che ci ha sempre dato e ci dà nel proporre delle cose, specialmente in un periodo come quello che stiamo vivendo, di lockdown e tutto il resto. È difficile poter fare spettacoli nei siti preposti dove fare spettacoli, per cui cerchiamo di arrangiarci come meglio si può nel rispetto di quelle che sono tutte le normative anti-Covid e automaticamente cerchiamo di fare del nostro meglio. Vogliamo parlare del contributo degli attori agrigentini e magari ringraziarli ed elencarli brevemente? Sicuramente io devo dire grazie a tutti, in particolare in questa occasione, come per la donna si è spesa moltissimo Giovanna Messina, in questa occasione Enzo Minaldi, il quale con tutto quello che c'è ha cercato di poter assemblare quelle poche cose che avevamo fatto, le ha fatte in modo buono, anche se magari qualitativamente chi che abbiamo ripreso non eravamo i migliori videomaker, però abbiamo fatto un buon lavoro. Devo dire grazie a Nomi, a tutti e tantissimi mi hanno dato la disponibilità, chiaramente dovendo fermarci a 60 minuti abbiamo cercato di utilizzare solo i primi che ci sono arrivati. Abbiamo Alfonso Marchica, Alfio Russo, Giovanna Messina, Giusia Laimo, Gero Ferlisi, Rosa Lafranca, Massimo Agozzino, non vorrei dimenticare perché ognuno ha dato il suo contributo veramente fattivo. Sono delle letture, delle poesie, dei brani che cercano di dare in questo periodo una speranza, una serenità che purtroppo viene a mancare e automaticamente dobbiamo cercare di arrangiarci. La cosa che mi ha fatto piacere è anche la partecipazione di tantissimi amici che non sono messi nel video ma che abbiamo postato sul sito nostro di eventi della Concordia, su Facebook e altro, e che spero qualcuno anche TVA vorrà trasmettere, che riguarda proprio le musiche. Abbiamo da Nenè Shortino a musiche dei Dioscuri, di Gioacchino Marrella, dei Porretta, di Federico Refice, cioè che hanno voluto contribuire in questo modo di fare gli auguri alla nostra città, ad Agrigento, per cui sono abbastanza soddisfatto, devo dire, sono soddisfatto, perché quantomeno, anche se tutto dare quell'atmosfera che ci faccia vivere un Natale nella speranza e nella vicinanza. Purtroppo siamo lontani fisicamente, ma almeno ci sentiamo vicini in questo modo.